Il 25 aprile a Ollastra si terrà la Fiera San Marco. Purtroppo in questi giorni abbiamo avuto un grave lutto della morte di Papa Francesco, però penso che molta della mia popolazione ritenga che la festa si deve eseguire, perché anche il Papa ci ha insegnato ad essere gioiosi. Quindi il giorno di San Marco ci sarà un minuto di raccoglimento e poi dopo festeggeremo in modo sobrio, però Papa Francesco ci ha insegnato, il primo lui, ad essere gioiosi, quindi penso che se ha uno sguardo per la popolazione di Ollastra, per la Fiera di San Marco, sarebbe ben felice. La Fiera di Ollastra dipende da queste associazioni, dall'Associazione degli Allevatori, degli artigianati, quindi noi ci proponiamo a creare questi tavoli tecnici per discutere su queste problematiche. Innanzitutto per quanto riguarda gli allevatori, tutti i ritardi che stanno subendo, e oggi in questa tavola rotonda abbiamo riscaldato un po' il ferro, ho fatto anche un appello a tutti i presenti che il ferro non lo facessero sfreddare. Per quanto riguarda anche l'artigianato abbiamo avuto gli stessi problemi, stanno scomparendo i mestieri e purtroppo bisogna valorizzarli, perché abbiamo bisogno di tutti gli antichi mestieri e anche renderli commerciali questi mestieri. I numeri venuti fuori da queste due giornate di tavole rotonde, prima sull'artigianato e oggi sull'agricoltura, ci hanno fornito che molti giovani stanno facendo impresa, quindi bisogna aiutarli, non solo economicamente, però aiutarli a vendere il loro prodotto di qualità e le nostre eccellenze. La Fiera di San Marco quest'anno raggiunge la 186esima edizione certificata, si pensa che vada oltre anche i 2 secoli. Vi aspetto tutti alla Fiera di San Marco, quest'anno abbiamo tantissimi espositori, tanti allevatori giovani come abbiamo più volte sottolineato, e quindi vi aspetto tutti alla Fiera di San Marco con la seconda edizione delle razze autoctone sarde. Tutto questo grazie alla collaborazione con ARS.